Grazie Presidente. Allora, si tratta anche in questo caso di un tema molto sentito dalla popolazione, molto importante. Abbiamo un importante centro di stoccaggio di gas a Collalto, in provincia di Treviso, comune di Susegana. Mi ero già occupato della questione con un'interrogazione del 1° ottobre, con la quale chiedevo notizie in merito all'applicazione di una direttiva molto importante che è la direttiva Seveso 3. La direttiva Seveso 3 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose precisa che la normativa Seveso si applica agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas sulla terraferma. Queste sono parole della Commissione europea. Ciò implica che il gestore di un impianto di questo tipo è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza che consenta tra l'altro di individuare situazioni nelle quali potrebbero verificarsi incidenti, compresa una sintesi delle potenziali cause. La direttiva Seveso 3 specifica inoltre che le potenziali cause prese in considerazione dovrebbero includere quelle naturali, ad esempio terremoti e inondazioni. Inoltre, in caso di modifiche all'impianto che potrebbero avere importanti ripercussioni sul pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri devono garantire che le rispettive politiche di pianificazione territoriali prevedano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di obiettivi di prevenzione di tali incidenti. In quell'occasione avevo anche chiesto appunto che cosa sta facendo la Giunta per verificare se la Seveso 3 viene recepita. Nel frattempo, cosa è capitato? Il 23 ottobre 2015 a Porter Ranch, a Los Angeles, in California, c'è stata una catastrofe ecologica su un sito simile, con un'emissione di gas serra paragonabile a quella prodotta da 7 milioni di auto in 20 anni. Un altro secondo e finisco, Presidente, che ha dimostrato la pericolosità e i rischi connessi a simili tipologie di impianti di stoccaggio di gas metano, portando il governatore della California a dichiarare lo stato di emergenza. Sono state sfollate migliaia e migliaia di persone. Quindi la domanda è questa: per questo sito stiamo applicando la direttiva Seveso 3 sulle grandi catastrofi? Assessore Bottacina, lei la parola. Lo stabilimento con l'alto stoccaggio della ditta Edison SpA di Susegana è sottoposto ai dettami del decreto legislativo 105/2015 che recepisce la direttiva 2012-18 dell'Unione Europea denominata Seveso 3. Sulla base di tale decreto lo stabilimento è definito come stabilimento di soglia superiore ed in quanto tale deve rispettare quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 105 del 2015. Su tale tipologia di stabilimenti il controllo è in capo al Ministero dell'Interno. Cosa sta facendo la Giunta? È in capo al Ministero dell'Interno, lo scrivo in stampatello, che si avvale del Comitato Tecnico Regionale, istituito in ciascuna regione, il quale predispone il piano nazionale delle ispezioni di cui l'articolo 27 del suddetto decreto legislativo. Coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie, effettua le istruttorie su base di sicurezza e ne adotta i provvedimenti conclusivi. Sulla base della previgente normativa, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha predisposto una verifica ispettiva nel 2011. La Commissione incaricata ha effettuato la verifica ispettiva in 6 giorni lavorativi, 24 ottobre 2011, 16 novembre 2011, 29 novembre 2011 e 1 dicembre 2011. Il CTR del Veneto con verbale numero 1004 della seduta del 17 gennaio 2012 ha preso atto del rapporto conclusivo trasmesso dalla Commissione incaricata. Il CTR del Veneto con verbale numero 1171 della seduta del 15 gennaio 2013 ha formalmente concluso l'istruttoria del rapporto di sicurezza presentato a gennaio 2010 dalla ditta Edison Stoccaggio SpA, nominando contestualmente la Commissione incaricata degli adempimenti di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2001 relativamente al rilascio del certificato di prevenzione incendi, notoriamente normativa statale. Con l'entrata in vigore nel luglio del 2015 del decreto 105/2015 Seveso 3, tutti gli stabilimenti che rientrano in soglia superiore ai sensi dell'articolo 3, comma C del medesimo decreto legislativo e tra questi lo stabilimento con l'alto stoccaggio della ditta Edison SpA dovranno presentare entro il mese di luglio 2016 alla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco, che dipendono dal Ministero dell'Interno, ente statale, una revisione del rapporto di sicurezza.
Fra i dati e informazioni minimi che devono figurare c'è l'identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione per scenari di incidenti dovuti a cause naturali quali terremoti e inondazioni. Per quanto concerne l'interrogazione in oggetto, si evidenzia che la Regione del Veneto partecipa al Comitato Tecnico Regionale che nel caso di specie è interregionale in quanto interessa anche la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con un proprio rappresentante attualmente individuato nella figura del dirigente settore tutela atmosfera assieme a 2 rappresentanti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Attraverso tali rappresentanti potrà quindi efficacemente essere esercitata una funzione di controllo sulla piena applicazione della direttiva Seveso 3 sullo stabilimento con l'alto stoccaggio della ditta Edison SPA di Susegana Treviso. Ma ricordo, l'ho detto tante volte, sono normative statali, se ne occupa il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, abbiamo dovuto metterci le nostre strutture a cercare e a raccogliere documentazioni presso i Vigili del Fuoco. Io posso continuare a rispondere puntualmente facendo lavorare le strutture regionali su questi temi, però se sono questioni che sono normative statali, io credo che un'interrogazione a Roma forse sarebbe più efficace e anche più rapida e distoglierebbe meno le nostre strutture dai compiti invece che devono svolgere precipuamente. Grazie Assessore, prego Consigliere Zanoni per la replica. Innanzitutto ricordo all'assessore che l'autorizzazione all'ampliamento di questo sito non è stato dato da Roma, ma è stato dato dal Genio Civile Regione Veneto. Quindi siete voi che avete autorizzato una cosa. Quindi un minimo di responsabilità nel dire seguo questa cosa senza fastidio, non è vero. Verifichi Assessore. Allora, un minimo di attenzione a un problema del genere senza tanto fastidio, a mio avviso, dovrebbe essere data. Abbiamo nel nostro territorio un sito del genere. Le ho appena detto, e l'ho scritto anche nell'interrogazione, che il 23 ottobre 2015 in un sito simile, con le stesse caratteristiche, dove si accumula il gas metano d'estate e lo si eroga ai cittadini d'inverno, è capitato un incidente che ha causato 7 milioni, che ha causato un inquinamento pari a 7 milioni di auto per 20 anni. Ha causato la dichiarazione di stato di emergenza da parte del governatore della California. Cioè, di fronte a una cosa del genere, a un precedente del genere, sapendo che loro hanno delle normative molto più stringenti delle nostre in America, credo che al di là delle competenze, la Regione, e poi mi sono anche chiesto come mai mi risponde l'assessore all'ambiente e non magari qualche altro assessore, visto che qua si tratta di sicurezza, la Regione a mio avviso dovrebbe interessarsi di queste cose, non dovrebbe infastidirsi perché c'è un consigliere che sta facendo una interrogazione, ma dovrebbe veramente fare le pulci a mio avviso ad attività del genere, prima di ritrovarsi, perché guardi, prima di ritrovarsi che il nostro governatore, come è capitato con il loro governatore, si debba magari occupare di qualche cosa di spiacevole. Si tratta di, a mio avviso, un'azione di prevenzione. Se la Regione sta sul fiato sul collo alle autorità preposte, visto che è nella nostra Regione che accade questo, a mio avviso non c'è distogliere personale per un qualcosa di inutile. Anzi, a mio avviso questo è un investimento.